Un saluto agli amici telespettatori, siamo con Alessandro Bertolucci, allenatore del Bassano, allenatore della nazionale italiana. Mister, oggi il Giovinazzo è partito bene, voi avete creato ma avete sprecato un po' nella prima frazione. Cosa ha fatto la differenza per ribaltare il risultato e gestire così bene nel secondo tempo? Ma il Giovinazzo era entrato bene in campo, noi no, e le due reti che hanno fatto erano meritate. Noi siamo entrati un po' troppo nervosi, abbiamo avuto occasioni ma tiri fuori, passaggi sbagliati, era proprio il tipo di partita che non dovevamo fare. Poi dopo abbiamo trovato il 2-1 e in 2 minuti abbiamo recuperato il risultato. Ci voleva un pochino più di tranquillità, un pochino più di gestione in alcune palle, però abbiamo spinto tanto e poi dopo nella seconda parte abbiamo legittimato il risultato. Mister, quando si viene qui a Giovinazzo il fattore campo è importante per la squadra pugliese. Oggi atmosfera un po' diversa, si prepara in modo diverso dal punto di vista emotivo una partita del genere? Guarda, una delle prime cose che ho fatto oggi in hotel, quando abbiamo fatto la riunione tecnica, il primo punto che abbiamo parlato era proprio questo, che si giocava a porte chiuse, e io in passato mi era capitato alcune volte giocare a porte chiuse, è difficilissimo trovare la concentrazione, ma anche per te che sei ospite, la gente può pensare che per noi stasera era un vantaggio giocare senza pubblico, ma non è così, perché fai fatica a trovare la concentrazione, e quindi era così perché abbiamo cominciato la partita che eravamo ancora un po' storditi, non lo so, però dispiace, ma vi auguro insomma al Giovinazzo nella seconda parte di poter recuperare qualche punto. Ringraziamo il mister del Bassano Bertolucci e auguriamo anche a voi il meglio per l'Europa e per un campionato iniziato decisamente molto bene. Grazie mister. Grazie a te e buon Natale. A voi.